La stretta di Natale invocata dalle regioni del nord in Sicilia non ci sarà. Arriva un provvedimento soft in risposta all'aumento dei contagi, 501 nuovi positivi. Ieri il governatore Nello Musumeci ha firmato una mini ordinanza in vigore fino al 31 dicembre che introduce solo il tampone obbligatorio per chi arriva da Germania e Gran Bretagna e l'obbligo di avere sempre con sé la mascherina e di indossarla anche all'aperto nei luoghi particolarmente affollati, provvedimento valido per gli over 12 anni. Il controllo del tampone obbligatorio nei porti e negli aeroporti resta ed era già previsto o per chi proviene o per chi abbia transitato nei 14 giorni precedenti da Stati Uniti, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Olanda. Ed arriva lo stop ai centri vaccinali negli ospedali, restano hub, medici di base, farmacie e iniezioni porta a porta. Non è una minor preoccupazione per l'epidemia Covid o un boom di immunizzazioni che rende dismissibili alcune strutture. Sono 800.000 i siciliani che non hanno ancora ricevuto una dose. Dietro la scelta di Palazzo d'Orleans c'è l'altra epidemia che sta scoppiando, quella dei malati di patologie differenti fin qui trascurate, a cui riconsegnare medici e infermieri sottratti dall'allarme coronavirus e soprattutto il rubinetto dei soldi per l'emergenza rimasto a secco con l'avvio dei richiami addizionali agli over 40 e presto delle prime iniezioni agli under 12. Occorre razionalizzare la spesa.